Inizia con qualche incidente con il traffico in aumento il lungo ponte del 2 giugno, ma anche all'insegna delle partenze intelligenti. Durante la mattinata un tamponamento ha causato code tra Padova Ovest e Padova Est e poi rallentamenti fino a Mestre. Nel pomeriggio le code, che hanno raggiunto anche i 5 km, si sono spostate in provincia di Verona, nella zona del lago di Garda, in direzione di Venezia. Una situazione che potrebbe continuare fino a martedì prossimo, interessando soprattutto le autostrade e le statali che portano alle località turistiche di mare e montagna. Le autovie venete annunciano che saranno meno numerosi del solito in seguito alle festività. I cantieri di manutenzione, sfalcio e ripristino delle barriere in programma nei prossimi giorni. È un ponte un po' particolare perché comunque andiamo incontro a questi 3-4 giorni in cui effettivamente si potrebbe pensare di partire. Lunedì è una giornata comunque di apertura delle scuole, per cui non ci aspettiamo questo grande movimento. E se la Polstrada tiene alta l'attenzione potenziando i servizi, anche la Polizia Ferroviaria, per garantire la sicurezza dei viaggiatori, ha messo in campo una task force per la prevenzione e repressione con controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie. Nelle ultime ore sono state identificate 185 persone, 10 denunciate e 7 colpite da sanzioni amministrative. Nelle località turistiche, dopo il maltempo dei giorni scorsi, il sole fa tornare a sorridere gli operatori. Ottimismo di Federalberghi sul primo assaggio di vacanze in vista dell'estate, dopo l'analisi dei dati di un'indagine tra gli associati. Il risultato che la maggioranza di italiani che si muoveranno preferiranno l'Italia è positivo in questo primo assaggio di vacanze estive. Speriamo molto adesso, in questo weekend, il tempo ci sta dando una mano, speriamo, siamo molto fiduciosi per questo weekend.